Che cosa significa vincere un oro alle Paralimpiadi e soprattutto cosa significa vincere un oro alle Paralimpiadi in casa? Ma direi che è una grandissima soddisfazione vincerle proprio in casa davanti al pubblico italiano, ai tifosi italiani, per cui quando ho vinto il primo oro era una bellissima sensazione, ero felicissimo, poi quando è arrivato anche il secondo era ancora meglio. Ecco, le Paralimpiadi cosa possono rappresentare? Anche questo record, il nuovo record delle Paralimpiadi di medaglie, cosa può rappresentare per tutto il movimento? Ma io spero che dà un impulso positivo a tutto il movimento paralimpico in Italia, a tutta la gente con disabilità che vede che c'è qualcosa in più che possono fare, che possono fare tanti sport diversi, e spero che c'è un miglioramento anche mediatico per tutto il movimento paralimpico. Che cosa ha rappresentato lo sport per lei? Ma lo sport per me era la mia vita, che già prima di essere un atleta paralimpico ero un atleta, ho fatto 2 Olimpiadi, per cui era il mio lavoro, il mio hobby che sono riuscito a far diventare il mio lavoro, e lo sport è una cosa fondamentale nella mia vita. Questa sera lei sarà anche portabandiera della nazionale, che cosa rappresenta? Ma per me è sicuramente un grande onore essere portabandiera, che vuol dire che i risultati che ho portato a casa sono stati riconosciuti, e per cui porterò in alto il tricolore.